Senta Fogliani, lei è un esponente della Lega Nord. In passato la stessa Lega Nord è stata eletta comunque con una legge dove non si prevedeva la preferenza, cioè il nome scritto dei candidati all'interno delle liste, ma cioè dei listini bloccati. Questa nuova ipotesi, che potrebbe essere riproposta con, diciamo così, una nuova legge elettorale ancora con i listini bloccati, non le sembra un errore madornale quello di non dare la possibilità alla gente di potersi esprimere? Assolutamente sì. Io non sono assolutamente scandalizzato dal fatto che si siano trovati Renzi e Berlusconi, perché il confronto politico ci vuole. Sono preoccupato per il fatto che abbiano fatto una scelta sbagliata, perché una legge elettorale del genere, dove non si dà la possibilità agli elettori di mettere la propria preferenza nella scheda, è una cosa che è sbagliata, perché non avremo, i nostri rappresentanti non sono votati dal popolo in modo vero. Anche se c'è da dire che comunque molti esponenti della Lega sono stati eletti nel passato con questo sistema. Per carità, è un sistema che è stato affrontato da tutti i partiti e tutti lo hanno votato, però in un momento così, visto che si parla di cambiamento della legge elettorale ormai da più di 2 anni, sarebbe il momento di, invece di fare un nuovo porcellum con uno sbarramento più alto, sarebbe il momento di arrivare a portare ancora le preferenze. Fogliani, avete paura anche voi, se me lo concede, di essere tagliati fuori da questa legge elettorale? Questa legge elettorale comunque è assolutamente sbagliata, perché bisogna dare la possibilità ai cittadini di mettere la propria preferenza al proprio parlamentare o al proprio senatore di zona. Io penso che in questo momento sarebbe giusto invece ci sono degli italiani che rischiano di perdere la casa per il momento economico che stiamo passando. Ci sono le giovani coppie che non hanno nessuna abitazione, siccome i fondi centrali del governo non danno più la possibilità ai comuni di investire nelle case per le giovani coppie, e in questo momento dovremmo pensare soprattutto ai nostri cittadini, in assoluto. Quindi prima i cittadini, sì, e poi... anche perché mi sembra che non ci sia più i posti di lavoro che possono essere dati a queste persone in questo momento. Bene, dunque grazie agli ospiti del telegiornale, a Marina